Amici bellini, questi sono i momenti tristi degli youtuber, i momenti tristi dei tifosi del Napoli perché, perché va male e noi ci dobbiamo mettere la faccia comunque, quindi sigla. Stavolta lascio la sigla iniziale con la musica rock, metal, perché sto incazzato. Tra l'altro questo è un pezzo, è un mini pezzo che ho scritto per fare il remix della canzone Maledetti. Non so se ve la ricordate, la signora, vabbè, la trovate sull'altro canale, su quello musicale, non mi interessa. Non metto nemmeno la roba dello green screen, non so parlare italiano, non so parlare più inglese, non so più niente, non so niente di tattica, non so niente di niente. Che cosa è andato storto? Me lo dite voi nei commenti? Io adesso faccio una serie lunga di ipotesi e voi mi dite nei commenti che cosa credete che sia andato più storto, perché è andato tutto male, ma tutto male. Allora, si parte dal fatto che come al solito alla prima occasione gli avversari ci fanno gol e non può essere un caso, è chiaro? Non può essere un caso perché capita sistematicamente. È stata una partita classica della la famosa Serie A, proprio il contrario della partita europea. La squadra, la AZ Alkmaar, che praticamente per sfortuna, cioè voi vi rendete conto che questi sono quelli che fanno molti gol, ne hanno fatti 10 in 4 partite, ne hanno subiti anche 10 perché di solito si sbilanciano. Invece sono arrivati completamente decimati perché non avevano giocatori in panchina e l'attaccante forte non c'era. Benissimo, veniamo a fare il Chievo-Verona. Ci siamo visti le partite dell'anno scorso. Come si fa? E adesso divertitevi, i vari denigratori del canale, gli haters napoletani. Gli haters dei napoletani, fatemi ringraziare, una cosa è bella di tutto questo, sono i miei fedeli iscritti e subscriber, fatemi ringraziare l'amico Renato, che tra l'altro è un tifoso del Verona e ci vuole bene, mi vuole bene, che supporta oltre le aspettative, veramente Renato, non ho parole, grazie mille. Ma comunque, ritornando a noi, il Chievo-Verona, il Bari, cioè queste squadre piccole che si chiudono, ti aspettano. Ora, se tu non sei una furia, e qua vengono i problemi del Napoli soliti, perché anche con Osimhen, se non hai poi la profondità, costringi Osimhen a fare un lavoro di venirsi a prendere più il pallone, loro non te l'hanno data la profondità e là serviva che praticamente qualcuno si pigliasse un pochino più la responsabilità del dribbling. Oggi è venuto meno un pochino Lozano, che però capito, che vuole partire eccetera eccetera, non c'era la profondità, devi puntare l'uomo un pochino meglio Politano, che almeno comunque ha provato anche dalla distanza. Siamo arrivati a centimetri dal gol e quando poi succede così che ti incaponisci comincia a venire un po' di nervosismo e purtroppo non ha funzionato nulla questa volta. Ma allora, Meret come al solito non fa una parata, ma perché quelli non hanno tirato e quindi l'unico gol imprendibile. Di Lorenzo si è anche proposto parecchio e non mi sento di prendermela con Di Lorenzo, che ha garantito spinta, ha coperto, vabbè. Però poi Maksimovic non ha colpe, ha fatto una buona partita. Io me la prendo con Koulibaly questa volta, perché mi è sembrato lento nell'impostazione, sempre col freno a mano tirato anche nei passaggi, pallone che non scorreva veloce. Questo, e poi a fianco a lui Yusai in una delle partite storte ha perso delle palle insomma semplici, che ha dato l'opportunità a quelli di pressarli, poi non garantisce ovviamente la spinta, ha fatto anche delle cose buone fondamentalmente, perché io se mi rivedo la reazione che voi avrete già visto sicuramente, qualche cosa buona in avanti l'ha fatta pure, però ti serve più qualità e quindi ecco che quando entra Mario Rui meglio, sono arrivati più cross, più puliti, sono arrivate ulteriori opportunità. Il centrocampo Lobotka Fabian non mi è piaciuto, non voglio bocciare a prescindere l'idea Lobotka Fabian, perché col doppio play potresti avere più opportunità, ma quelli non venivano nemmeno a prenderselo il play, ti lasciavano giocare e poi si chiudevano sempre più dietro, bloccando i trequartisti fondamentalmente.
Non mi è sembrato in grande vena Fabian, assolutamente, non mi è sembrato ispirato, non mi è sembrato in palla. Lobotka così e così nel primo tempo, anche svelto a girarsi, però non ha illuminato nulla fondamentalmente. Non che ci servisse un frangiflutti, non ci serviva quello, però poi con Bakayoko un pochino meglio, quei pochi minuti, ma perché stavamo in forcing e allora anche la fisicità di Bakayoko è sembrata più opportuna del doppio play. Non lo so, qualcuno potrà dire che non possono giocare insieme, lo vedremo. È lo stesso discorso di Zielinski Fabian, che dicevamo non possono giocare insieme, ma le prime 2 partite l'hanno fatte benissimo. Allora Mertens è venuto meno. Mertens mi è sembrato veramente poco ispirato e il gol ce l'ha sul groppone, perché quella era proprio la zona sua, ha allargato un pochino troppo e lì la partita cambiava. Mi è venuto meno Mertens. L'ingresso di Insigne non ha cambiato nulla, non è ancora insomma brillante, doveva mettere minuti sicuramente nelle gambe, perché così, dopodiché si sposta Fabian sulla destra in zona Politano, magari per sperare un qualche rientro e tiro, ma non ha visto la porta. E anche l'ingresso di Petagna un pochino meglio come presenza, l'ha avuta l'opportunità, è andata fuori di pochi centimetri. E che altro più? Entra Demme, non cambia nulla, e che stai, voglio, cioè i famosi sogni di gloria, lo scudetto che la gente diceva adesso noi siamo talmente forti, e no, queste sono le partite che ti riportano bagno d'umiltà, ti riportano coi piedi per terra e bisogna parlare. Adesso io non so Gattuso cosa dirà, perché ovviamente per fare il video per voi le cose le vengo a sapere poi dopo. Queste sono le mie opinioni con le quali noi ci dobbiamo confrontare. Si dovranno parlare, si dovranno trovare degli accorgimenti quando le squadre fanno così. Io mi mettevo, ho detto Roma sta perdendo, l'Arsenal sta perdendo, loro l'hanno ribaltata in qualche modo, noi siamo andati in svantaggio e nel secondo tempo anche peggio forse del primo, non so cosa ne pensate, ma nel primo sì, magari lenti, però avevamo più controllo. Nel secondo tempo giustamente tu ti scopri anche un pochino, perché devi ribaltarla e quindi ti innervosisci, e hai anche dato modo a loro di fare qualche spuriata in avanti che poi non si conclude, perché loro non volevano proprio attaccarlo. Lo 0-0 andava bene a loro e fondamentalmente l'1-0 l'hanno pescato proprio dal cilindro e se lo portano a casa. Nel frattempo il Real Sociedad vince e quindi cioè era meglio un pareggio, ma era prevedibile che il Real Società portava i 3 punti a casa. Quindi il Napoli si trova a 0 punti insieme all'altra piccolina e si rischia. E bisogna essere onesti che si rischia. Il Napoli in questo momento è la squadra che in Europa ha fatto più brutta figura. Bisogna essere onesti e ce lo diranno, ci sfotteranno e ci dobbiamo chiedere la rebretta, perché questa volta è proprio così. Non c'è dubbio, non c'è dubbio. Si può parlare dell'Inter, ma l'Inter alla fine l'ha riacciuffato il pareggio. Il bicchiere è mezzo vuoto, ma è mezzo. A noi il bicchiere è vuoto. E voglio dire, come si fa? Comunque, domani io sono stato invitato da Neschio per una live e saprete nel community tab a che ora andremo live. Io sono distrutto, sono provato dalla prestazione, dall'impossibilità di ribaltare questo risultato e siamo tristi e dobbiamo trovare, non ci sono dei colpevoli. Io non riesco a dare il colpevole in questo momento, perché poi Gattuso ha dimostrato anche di tenerci tanto. Quando tu lasci Osimhen, Mertens, Lozano, Politano, vuol dire che tu vuoi vincere, non la stai snobbando. Non credo che i giocatori l'abbiano snobbata, anche se l'approccio mi è sembrato un po' moscio, ecco, mosci, non con quella cosa, cioè forse psicologicamente, inconsciamente hanno detto questi stanno pieni di positivi, questi sono venuti rimaneggiati e piano piano un gol lo facciamo, e credo che questa è stata la cosa, perché il Napoli poteva fare molto di più, anche con Maksimovic invece di Manolas, anche con Yusai invece di Rui o Gulam, con lo stesso Lobot, che il Napoli poteva fare molto di più. Non è stata una rivoluzione che tu dici si è perso la cosa.
Il Napoli deve studiare ancora con il 4-2-3-1 come scardinare le difese che si chiudono, perché ragazzi si chiuderanno tutti. Da New York, Valerio Fuga è tutto, fatemi sapere cosa ne pensate e quindi niente, vi piace la sigla? Amici belline, vi siete iscritti al canale? Lasciate il like, se non vi siete iscritti al canale siete completamente pazzi. E se arriviamo a 5.000 iscritti io poi vi faccio un regalo, estrazione a sorte, si chiama giveaway, da Brooklyn, Saverio Solito, non mi ricordo.